Una ragazza di Treviso ha denunciato su Instagram suo padre addossandogli la responsabilità della morte della sua cagnolina, piccola, lanciata dall'auto in corsa a Ponzano Veneto, nel Trevisano, nella cava Morganella. La ragazza sul social ha chiesto di diffondere il nome del padre che merita, secondo la stessa, l'ergastolo. Il padre, grazie al microchip dell'animale, era stato individuato e denunciato dalle forze dell'ordine. Nessuno merita una morte del genere, ha scritto la ragazza nelle sue stories, non accettando la fine fatta dalla cagnetta che l'ha accompagnata per tutta la vita e volendo che il colpevole, suo padre, paghi le conseguenze per aver fatto soffrire questa creatura indifesa, non riuscendo neppure a capire come abbia potuto compiere un gesto simile nei confronti di una creatura con cui lui stesso ha passato 18 anni. Era lo scorso 16 marzo quando la cagnolina è stata lanciata fuori dal finestrino dell'auto in corsa e lasciata morire sul ciglio della strada. Un passante si è accorto dei lamenti, ha chiamato i soccorsi. Alcuni volontari dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, erano nella zona e si sono presi in carico della cagnolina portandola in un ambulatorio, ma la povera creatura, nonostante le cure, è deceduta il giorno dopo. Sul caso è intervenuto il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni non appena appresa la notizia dell'individuazione del colpevole. Doppio il dolore per la ragazza, afferma, la perdita di piccola e il sapere che ad ucciderla è stato il padre. Ringraziando chi si è prodigato cercando di salvare la povera cagnetta, ha ribadito che la magistratura oramai sa che ha compiuto il fatto. Testimoniare solidarietà non è sufficiente, ha affermato, ma bisogna lavorare per fare in modo che gesti simili non accadano più. A tal proposito Zanoni ha ricordato il progetto di legge regionale per la tutela degli animali d'affezione, di cui è primo firmatario, che da 3 anni è ferma in commissione consiliare, tra l'altro oggetto di un recente appello anche da parte di ENPA. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Dunque, torniamo a parlare di questa signora mamma di 2 minori che si trova con lo sfratto esecutivo, tra l'altro è già la terza volta che arriva l'ufficiale giudiziario che viene rinviato. Allora, le cose stanno andando un pochino meglio, in quanto prima di tutto a oggi sono arrivati 1.800 euro da vari bonifici sul suo conto in pratica, no? E inoltre si è interessato un avvocato che le sta facendo il patrocinio gratuito e praticamente ha contattato l'avvocato della controparte ed ha praticamente al momento fermato lo sfratto per 2 mesi praticamente, però bisogna saldargli assolutamente diciamo quanto rimaneva. E la signora ha già fatto un bonifico di 1.400 euro, intanto l'ha già fatto, e in più ha pagato, ha fatto un altro bonifico pagando anche il mese di marzo in pratica, quindi non siamo più in una situazione così di immediata, però deve finire di pagare il resto, quindi vi solleciterei, se insomma in tanti facciamo anche ognuno un bonifico di 10-20 euro, molti bonifici sono arrivati e sono stati molto cospicui, tra l'altro c'è stato un donatore che ha versato addirittura 500 euro, però insomma non sto dicendo versare 500 euro, ci mancherebbe altro. Qualcuno mi ha chiesto a che quota siamo arrivati a 1.800 euro e vi ripeto che questa signora ha fatto di tutto per non essere sfrattata e diciamo il procedimento di sfratto è stato fatto, ve lo ripeto, ve l'ho già detto altre volte, perché non era riuscita a pagare le spese condominiali e per questo posso assicurare, ho visto le carte, perché quando me l'ha detto io le ho anche creduto, però io ho detto guarda, siccome voglio aiutarti in questa maniera,
siccome ci sono anche altre persone che collaborano con Chioggia Azzurra, ho bisogno che mi mostri, diciamo, le carte, e mi ha mostrato, diciamo, le carte, e quindi vi dico che, insomma, ecco, quindi vi solleciterei, dobbiamo arrivare a 3.200 euro, così di pagare, chiudere questa partita qui, e insomma si dovrebbe risolvere tutto quanto. Lei ovviamente sempre in difficoltà, non è che guadagna chissà quanto, però già saremo in una situazione ben diversa, quindi vi sollecito di continuare a versare. L'obiettivo è arrivare a 3.000, avevo detto 3.000 euro, in realtà sono 3.200, quindi 3.200 euro. Grazie a tutti, vi assicuro che, insomma, che è una persona meritevole, che vale la pena di aiutarla. Siamo stati sollecitati più volte a parlare del manto stradale sulla via San Giuseppe a Calino, dove a tratti è sgretolato e dove si trovano buche importanti. Ed effettivamente la strada non si presenta in ottime condizioni, avrebbe bisogno di una sistemata, soprattutto adesso che il traffico verso Isola Verde è destinato ad aumentare. La manutenzione delle strade non serve tanto ad offrire un aspetto migliore alla città, ma ad offrire una sicurezza in più. Con un selciato mal tenuto anche a bassa velocità, soprattutto le due ruote, scooter o bici che siano, i mezzi più usati nella bella stagione, rischiano, in particolar modo in caso di pioggia, quando le buche si coprono d'acqua e la loro profondità e quindi pericolosità viene nascosta. Messa male anche la strada che porta a Isola Verde, ma perché questa sia sistemata la richiesta non va fatta al comune ma alla proprietà. Anche le strade che portano ai nostri centri nevralgici non sono in buone condizioni, tutt'altro, basti pensare ad alcuni tratti dello stradone in Val d'Ario, sollecitato da traffico pesante, o la strada che porta all'ospedale in condizioni pietose, ma sono tante quelle che necessiterebbero di interventi pesanti. Qualche settimana fa sono state interessate da importanti lavori di asfaltatura alcuni tratti di vie cittadine. Probabilmente esiste una lista di interventi in base alla priorità, ai costi e alla disponibilità. Confidiamo che almeno le strade maggiormente trafficate vengano adeguate. Ma se ci chiediamo come mai dobbiamo cambiare così spesso il treno degli pneumatici dell'auto, forse guardando le condizioni dell'asfalto ci diamo una risposta. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia. A breve partiranno i ticket di accesso per Venezia e servirà anche personale per il loro controllo. Nei giorni scorsi al sindacato FP-CGIL sono giunte segnalazioni sulla pubblicazione di un bando per selezionare personale del comune da utilizzare per garantire tale tipo di controllo. Secondo il sindacato, attraverso il suo segretario di Venezia Paolo D'Agostino, fa specie la pubblicazione di un atto prima che sia concluso il normale iter contrattuale, e ciò sembra rilevare una condotta antisindacale contro la quale FP-CGIL ha già provveduto ad inviare una diffida al Comune di Venezia. Non sembra esserci chiarezza né sugli importi né sull'organizzazione, soprattutto sui fondi di finanziamento di tali risorse. Secondo il sindacato, se fosse chiamata un'azienda privata esterna per questo incarico, costerebbe non meno di 250 euro a turno al giorno, turno di 8 ore, molto di più di quanto non andrebbe a costare impiegando lavoratori del comune pescando dalle risorse della loro produttività. L'unica chiarezza sembra siano i riposi aggiuntivi per i lavoratori che aderiranno, che secondo il sindacato andrebbero tolti al loro servizio di appartenenza, facendo mancare ulteriore personale. Con questa iniziativa il Comune risparmierà circa 300.000 euro, ma verrà tolta produttività. Si prevede invece di incassare circa 7 milioni di euro dal contributo. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.
Dunque, io a casa non ho la televisione, non ce l'ho da, credo che sia ormai 18 anni che non ho la televisione in casa, però guardo YouTube e recentemente, sono passati molti mesi e mi sono così, passatemi il termine, affezionate a guardare alcuni interventi di alcuni professori universitari, alcuni scienziati, per esempio Alessandro Barbero, questo professore famosissimo ormai che fa degli interventi eccezionali di storia, ma non solo di storia. Poi c'è anche Pier Giorgio Odifredi, che è matematico di logica matematica, interessantissimo anche questo, è un po' comunista, voglio dire, non è una malattia, e dice molte cose molto interessanti, molto invito, forse vi metto alla fine anche qualche link di interventi che mi sono particolarmente piaciuti. Uno di questi è sulla stupidità, molto 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 simpatico, e c'è anche un altro professore universitario che si chiama Telmo Pevani, è un professore di Padova e studia l'evoluzionismo e anche, diciamo, è un filosofo in pratica. Se non dico il termine giusto, scusatemi, cercherò di mettervi anche il link anche di questo. Guardando così nei frammenti di tempo, magari mangiando eccetera, magari 10 minuti alla volta, guardo questi interventi che sono molto interessanti, e uno di questi è del professor Telmo Pievani, che mi ha colpito molto, per quanto riguarda la teoria dell'evoluzione. L'umanità ha avuto praticamente dei passaggi dovuti a una serie di, lui dice, coincidenze, di particolarità, che ci hanno evidentemente consentito a differenziarci da tutte le altre specie. Ci siamo evoluti praticamente, anche se mi sembra che stiamo andando verso l'estinzione. Comunque questo è un altro discorso, lasciamo perdere. Una delle cose che ci ha portato a essere sicuramente più evoluti rispetto alle altre specie, e questa mi ha colpito particolarmente, è il fatto che questa non è una filosofia, è stato proprio dimostrato dai fossili, dai reperti che sono stati trovati, in cui sono stati trovati i resti umani, scheletri, dove c'erano degli individui in età avanzata sempre relativamente rispetto all'era diciamo storica di cui sono stati, diciamo, ritracciati, e di cui c'erano degli individui che erano completamente privi di denti, ma comunque erano riusciti a sopravvivere per molti anni anche se erano privi di denti. Questo è una dimostrazione, cioè è una prova, non è una supposizione, è diciamo un ragionamento. Quindi il fatto che l'umanità rispetto ad altre specie ha avuto la possibilità di sostenere anche gli anziani e quindi di riuscire a averli nel focolare domestico, in famiglia, ha voluto dire sviluppare di più il linguaggio e anche la trasmissione della cultura. La cultura si intende anche non solo la musica, che è una delle prime, diciamo, attività umane, ma anche, diciamo, come fabbricare le lance, come scheggiare la selce per fare le punte delle frecce o delle lance, eccetera eccetera eccetera. Quindi praticamente noi ci siamo evoluti grazie al fatto che le famiglie dei nostri antenati ancestrali si curavano degli anziani. In sostanza, questo è il messaggio che mi è arrivato in testa diretto. Sarà anche perché sto diventando più anziano, sarà anche perché ho genitori anziani, sarà per tutta una serie di cose, e io vi devo dire la verità, soprattutto in questi giorni, girando per il comune di Chioggia, soprattutto quando era brutto tempo, vedere gli anziani abbandonati alle fermate della ferrovia, dei bus, sinceramente è una cosa che mi si spaccava la pancia, ve lo dico proprio sinceramente. Ecco, allora torniamo al consiglio comunale che verrà fatto questa sera. Allora, l'amministrazione comunale è 4 mesi che è in crisi, ok? Sono state fermate un sacco di attività, gli uffici hanno un sacco di problemi, tutti questi problemi si trasmettono, vengono di riflesso, vanno a cascare su tutta quanta la comunità. Allora, io non voglio entrare, ho fatto degli interventi, vi ho spiegato, ma in questo caso non voglio dire colpa di questo, colpa di quell'altro. Io dico solo questo, che questa maggioranza che ha vinto le elezioni, che è stata votata dalla popolazione, tra cui l'ho votata anch'io al centrodestra, non dovrei dirlo magari, ma lo dico, insomma, sono sempre stato, occasionalmente ho votato qualche volta anche centrosinistra, però diciamo che sarei un elettore del centrodestra. Abbiamo votato questa maggioranza perché governi la città. Purtroppo
questa cosa non sta succedendo, anzi sta andando praticamente tutto a rotoli. E questa è inutile dire ma abbiamo fatto più delibere, lasciamo perdere, estendiamo un velo pietoso. I risultati li abbiamo sotto gli occhi di tutti. Allora vorrei ricordare che, mi rifaccio a questa lezione di storia del professor Pioviani, che se non ci curiamo degli interessi collettivi ci rimettiamo tutti quanti. Allora i partiti, facendo un altro passo indietro, la responsabilità di un'azienda, se un'azienda va male, è sempre dell'amministratore. Sbagliano i dipendenti, ma la colpa è sempre dell'amministratore. Politicamente, se un comune va male, la colpa è del sindaco. La colpa, politicamente parlando, è sempre del sindaco. Però ricordiamoci anche che pro quota la responsabilità è anche di tutti quelli di maggioranza, tutti, non certo le opposizioni. Qualcuno nei commenti, negli ultimi interventi che ho fatto, che sono uscito a gamba tesa verso il sindaco, qualcuno è colpa della della minoranza. La minoranza non c'entra niente. La minoranza, anzi, dovrebbe fare di più la minoranza, a mio avviso. Non fare di più come quelli di energia cinica, pronti a fare gli inciucci. Lasciamo perdere quei soggetti là. La maggioranza dovrebbe essere ancora più critica a mio avviso. Comunque, se le cose non vanno bene, la colpa è del sindaco e a cascata pro quota per tutti quanti quelli della maggioranza, tutti quanti, tutti, nessuno escluso, ok? Allora, questa sera c'è il consiglio comunale, sono 4 mesi, siamo entrati nel quinto, che cambiamo le deleghe, riprendiamoci il Daniele, non riprendiamoci il Daniele, il sindaco ha diritto di cambiare le deleghe, poi avrebbe diritto, sì, però se sta roba va nei casini tutti quanti, magari dovrebbe ripensarci un pochino, ma con questo non è che voglio dire colpa del sindaco, lasciamo perdere. Comunque, chi ci sta rimettendo è la città e in particolar modo le categorie più deboli. Allora l'invito che faccio ai consiglieri comunali, ai membri della maggioranza, uomini e donne, mettetevi d'accordo, chiudete questa benedetta crisi, mettetevi a lavorare, pensate alla città, perché in questo momento voi state pensando alle careghe, non state pensando agli interessi della città, ma state pensando agli interessi vostri particolari di partiti. E ricordatevi che poi comunque, siccome siamo in democrazia, alla fine arriva il bilancio e il bilancio lo danno gli elettori. Non credo proprio che meritiate di essere riconfermati un'altra volta. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.